Ho visto il fumo da sopra il comune, quindi sono sceso giù velocemente, abbiamo avvisato protezione civile, i vigili del fuoco erano già sul posto, a Pirete Gas perché c'è anche una cabina di media portata del metano, i cittadini di stare chiusi in casa. Per i primi 500 metri qua attorno dobbiamo evacuare la zona perché ci sono bombole e quindi di vernici, potrebbero esserci scoppi. Adesso prima delle 7 avrò notizie su com'è l'aria e dopodiché decideremo, mi diranno l'ARPA cosa dobbiamo fare, però per ora tutti i cittadini, mi raccomando, chiusi in casa. Fa paura quella nuvola densa di fumo nero che si è sviluppata dall'incendio della ditta di vernici di Brendola. Il rischio di una sua tossicità è alto e così anche altri comuni da Arzignano alla stessa Vicenza hanno fatto scattare l'avviso a tutti i cittadini di chiudere porte e finestre e non sostare all'aperto in attesa dell'evolversi della situazione. Adesso è un disastro ambientale. Hanno già allontanato tutte le persone da parte di là perché si sa la natura del fumo, vero? Sono 180 kg di diluente su ogni punto, ce n'erano parecchi dietro lì. Si cercano notizie, c'è chi lì in quello che adesso è un inferno ha il figlio che lavora. C'ho il figlio che lavora. L'ha sentito? Sì, però è tanto scosso, adesso vediamo dov'è, perché qua non l'ho trovato. Provo ad andare di là e vediamo cosa è successo. Ma cosa gli ha raccontato? È che ha preso fuoco tutto, basta che guardi, è un inferno dentro, veramente. Sono arrivato a 10 metri ma è un inferno. Completamente. Speriamo che non ci sia morti. È un via vai di gente, dai volti sconvolti, ci si scambia informazioni per cercare di capire cosa è successo. Dicono il bunker, cioè dove tengono i prodotti pericolosi, che è scoperchiato, non so, il caldo, e adesso ha preso fuoco tutta la fabbrica, comunque ci sono i vigili del fuoco, ci hanno fatto evacuare forse più per il fumo, noi siamo della Triventa Cavi, più per il fumo penso. Ha sentito il scoppio? Ogni tanto si sentono ancora qualche scoppio, qualche contenitore che salta. Abbiamo sentito dei forti botti che eravamo in macchina e ci siamo fermati qua a vedere. Questa nuvola di fumo nera che ha oscurato perfino il sole a un certo punto. Sì, noi l'abbiamo vista, eravamo ancora prima di Schio, quasi Valdagno, vorrei dire che si vedeva fin da subito, dopo pochi minuti che aveva iniziato sostanzialmente.